Una vera e propria bomba torna a scuotere il retroscena di Napoli, riaccendendo discussioni intense e mettendo i tifosi del Napoli in uno stato di massima aspettativa. Torniamo con un nuovo aggiornamento caldo sul nostro amato club, portando informazioni che circolano nei corridoi interni e che possono influenzare direttamente le prossime mosse della dirigenza. Come sempre, l'impegno è chiaro: offrire contesto, retroscena e uno scenario reale. Quindi lascia subito un like al canale e iscriviti, perché il tema di oggi riguarda il mercato di gennaio. La pressione diretta di Antonio Conte è un nome che non esce mai dal radar azzurro. Nei bastioni interni qualcosa si sta muovendo, e non poco. Il nome del momento è Davide Frattesi. Sempre presente nelle discussioni quando si avvicina la finestra di gennaio, il centrocampista è tornato con forza al centro dell'agenda del Napoli. Non si tratta di un interesse superficiale, gli azzurri seguono da vicino la sua situazione all'Inter, soprattutto alla luce del momento delicato che il giocatore sta attraversando. Frattesi è sceso nelle gerarchie della rosa e attualmente appare dietro a Chivu nelle scelte. Un dato simbolico colpisce più di tutti. Non è sceso in campo nemmeno per un minuto nelle ultime 3 partite ufficiali. Una situazione che sta generando malumori interni e una frustrazione crescente. Questa insoddisfazione non è solo speculazione. Il giornalista Alfio Musmarra, di Tele Lombardia, ha rivelato in un video su YouTube che il clima attorno a Frattesi non è dei migliori. Secondo racconti provenienti dall'interno dello stesso ambiente dell'Inter, il giocatore apparirebbe visibilmente abbattuto, con il morale in calo, sentendosi fuori posto nel gruppo, quasi come un corpo estraneo. Uno scenario che, naturalmente, accende l'attenzione dei club più vigili sul mercato. E il Napoli è tra i più attenti. Negli ultimi giorni sono emerse voci su un possibile scambio che coinvolgerebbe Frattesi e Thuram, in un'operazione tra Inter e Juventus. L'indiscrezione ha fatto rumore, ma è stata prontamente smentita da Giorgio Chiellini, raffreddando questa ipotesi. Nel frattempo, a Napoli, l'interesse resta vivo e ben strutturato. Antonio Conte è un estimatore dichiarato del centrocampista e vede in lui le caratteristiche ideali per il suo modello di gioco: intensità, inserimenti in area e intelligenza tattica. Secondo areanapoli.it, il club sta già lavorando dietro le quinte per capire la fattibilità dell'operazione ancora prima di gennaio. L'idea sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, per una cifra intorno ai 26 a 27 milioni di euro. L'Inter, dal canto suo, chiede 35 milioni di euro, senza includere contropartite. Nonostante ciò, c'è aspettativa per una possibile flessibilità, considerando il recente scarso utilizzo del giocatore. La scacchiera è pronta, i pezzi iniziano a muoversi e la decisione potrebbe essere più vicina di quanto sembri. Ora voglio sentire voi, tifosi del Napoli. Frattesi è il nome giusto per rinforzare il centrocampo già a gennaio? Conte deve insistere su questa operazione? Lasciate la vostra opinione nei commenti ed entrate nel dibattito con la tifoseria. E se volete sostenere ancora di più il canale per continuare a portarvi retroscena caldi come questo, valutate l'idea di inviare un super thanks, è un grande supporto per il nostro lavoro.